In Friuli ci si diverte ancora? In tempi di vacche magre, dove la cinghia va stretta, ci si interroga se la movida esista ed esista dalle nostre parti. Ci sono luoghi, come documentano le nostre immagini registrate a Reana del Royale, dove giovani e meno giovani si ritrovano assieme per passare in allegria e spensieratezza la serata. Questo, come lo definiscono i tecnici, si chiama divertimento intelligente. Musica, ballo e miglioramento dei rapporti umani in salsa tipicamente friulana. Però c'è sempre qualcuno che indirettamente, quelli della faccia sporca, cioè gli operatori dell'ombra, bravi a mandare all'avanscoperta i pappagalli di turno, e direttamente, cioè gli esecutori materiali, devono gioco forza rompere il giocattolo perché invidiosi del successo di qualcuno, forse perché bravo a fare l'imprenditore senza fronzoli per la testa. Pure da noi esiste il marron glacé e va servito. In tempi in cui la patente a punti, l'alcol test e affini hanno piantato radici dalle nostre parti in modo perenne, si vede, d'altronde di là del Piave, la cosiddetta Padania e sotto le linee Gotica e Gustav non si scherza come i Friuli, perché vige altro sistema. Serate dedicate all'allegria intelligente portano a dire c'è più gusto a essere friulani.